Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia e Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo popolo e sazia con l'abbondanza dei tuoi doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo, poi, compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni detto Marco. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno di infanzia di Erode il Tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Parola di Dio. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Io
con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Dalla prima lettura, come sempre in questo tempo pasquale tratta dagli Atti degli Apostoli, possiamo notare due aspetti sui quali vogliamo brevemente insieme sostare in meditazione. Il primo aspetto vede protagonisti Barnaba e Saulo, come abbiamo letto, i quali, appena ritornati nella loro comunità, subito sono inviati nuovamente dallo Spirito del Signore in una nuova e importante missione di evangelizzazione. Questo particolare è significativo perché suggerisce la forza, lo stimolo che lo Spirito dona nel cuore dei discepoli di Gesù. Così non c'è spazio per la sosta, per la staticità, non c'è il tempo per fermarsi e per allegrarsi di quello che si è compiuto. La missione infatti urge, è impellente. In due parole, bisogna andare. Ogni tempo della Chiesa conosce questo dinamismo in noi credenti, ispirato com'è dallo Spirito, certo in riferimento alle esigenze dettate dall'evangelizzazione, in ogni tempo e in ogni luogo. Dunque, anche in questo particolare che stiamo vivendo, dove stiamo fisicamente fermi, statici, lo Spirito però ci mostra ancora di più quanto lavoro ci sia da fare in questo senso. Lo stare in casa perché costretti non può essere considerata un'eccezione alla regola. Se ci pensiamo, infatti, anche se non possiamo avere contatti e relazioni fisiche con le altre persone, pensiamo a quanto possiamo fare nell'evangelizzazione. Innanzitutto attraverso la preghiera per gli uni e per gli altri, che travalica i confini che sono dati dalle mura delle abitazioni e delle case di ciascuno di noi. Pensiamo a quali, tra virgolette, miracoli possiamo fare oggi attraverso i nuovi mezzi di comunicazione sociale che grazie alla tecnologia possiamo utilizzare. Lì il Signore, attraverso le nostre capacità, attraverso i nostri talenti, può arrivare con la sua buona notizia del Vangelo in ambienti che, seppur virtuali, molto spesso rivelano una certa lontananza, una certa chiusura, se non addirittura una certa avversione nei confronti di tutto ciò che potremmo dire di Dio. Mentre un tempo Barnaba e Saulo, insieme con Giovanni detto Marco, andavano a piedi da una località all'altra, noi oggi possiamo farlo con mezzi di trasporto che
nel giro di poche ore ti portano da un posto all'altro. Ma noi oggi possiamo fare questo anche a colpi di fibra, a colpi di wifi, a colpi di connessione internet in pochi secondi. Non nascondiamoci allora dietro a scuse, dietro a rassegnazioni. La vita cristiana di ciascuno di noi, che oggi siamo i Barnaba, i Saulo, i vari Marco, se viviamo sotto l'influsso dello Spirito non potremo conoscere altro che questo stesso dinamismo, fantasia, slancio, che allora come oggi non si è mai e non è mai sopito per quanto riguarda l'annuncio del Vangelo. La stessa pagina degli Atti degli Apostoli poi ci offre l'occasione di riflettere anche su un altro aspetto. Se da una parte essa ci spinge a fare qualche cosa su ispirazione dello Spirito a riguardo dell'evangelizzazione, dall'altra parte ci spinge anche a capire, come sempre su indicazione dello Spirito, che cosa fare e come fare. Si tratta cioè, e questo è lo Spirito stesso a ricordarcelo, di fare discernimento su ciò che è necessario fare, ma questo fare, che cosa fare, come fare, deve sempre essere inserito all'interno di quella che è la volontà di Dio. Il cristiano infatti non fa mai nulla da se stesso, ma cerca sempre di confrontarsi, di misurarsi con la volontà di Dio, con il progetto di Dio, con il suo disegno, e dunque di muoversi nella vita in conformità con questa volontà. Per fare discernimento, per capire che cosa Dio vuole da me, ci suggerisce la prima lettura, sono importanti la preghiera e il digiuno. Luca nella prima lettura infatti dichiara che proprio attraverso la preghiera e il digiuno la comunità cristiana diventa consapevole del progetto di Dio. Queste indicazioni allora diventano utili certamente anche per noi e sono in questo senso di un'estrema attualità. Molte volte ci capita di pensare che preghiera e digiuno siano qualcosa che sa di vecchio, di naftalina, di stantio, se volete qualcosa di vintage, oppure qualcosa che si adatta solo a pochi e quei pochi sono dei veri eroi. No, preghiera e digiuno sono per tutti, naturalmente per tutti coloro che desiderano fare nella loro vita e attraverso di essa qualche cosa secondo la volontà di Dio. Sia allora essa sia scoperta, sia ricercata questa volontà di Dio attraverso la preghiera e il digiuno, la vera bussola in grado di guidarci in questo tempo perturbato. Ciò che diciamo ogni volta nel Padre nostro, Signore, sia fatta la tua volontà, sia qualcosa che passi, fratelli e sorelle, dalle parole anche belle ai fatti concreti della vita di ognuno di noi e di ogni giorno. E preghiamo anche perché nella Chiesa, da questo punto di vista, questo modus operandi sia la direzione e che in questo la Chiesa ne sia madre e maestra, ne sia esempio per tutti noi. Nel Vangelo, infine, l'Evangelista Giovanni introduce le parole di Gesù dicendo che egli esclamò. Esclamare non significa parlare piano o parlare sottovoce, ma significa parlare a gran voce, significa urlare, gridare. Che cosa possiamo dire allora di questo grido del Signore? Comprendiamo sotto le sue parole che abbiamo ascoltato nella lettura evangelica il suo desiderio di essere ascoltato, di essere seguito, di essere amato.
Ecco perché Gesù esclama, ecco perché grida a gran voce, perché noi lo ascoltiamo, perché noi seguiamo la sua parola, perché noi ci scrolliamo di dosso mediocrità e indifferenza, perché finalmente una volta per tutte possiamo dedicarci per Lui e per il Vangelo senza compromessi, perché solo in Lui, perché solo in Gesù è la nostra salvezza. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questo misterioso scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo e Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei defunti della famiglia Bonini. Ricordati di tutti i nostri familiari, parenti, amici defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono crediti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che oggi esami del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiera della comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra, ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra, ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Preghiamo. Assisti il tuo popolo, Dio Onnipotente, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera del Cardinale Peteretto, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate di Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questo tempo di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare, sia individualmente sia in comunità, per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna, e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze,
possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, perché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi,